giusto per puntualizzare, siccome ieri la sindaca, a precisa domanda di Renato della preoccupazione dei tifosi, dichiarava che dovevano preoccuparsi della compagine societaria che gestiva il Carbonia. Vede, signor sindaca, quello che noi abbiamo fatto, quasi dichiarandoci incompetenti, è sotto gli occhi di tutti. Noi in 3 anni abbiamo portato il Carbonia in Serie D e abbiamo vinto 2 trofei, come sotto gli occhi di tutti anche le vostre grandi capacità ad amministrare la città. Assolutamente, se posso usare una metafora calcistica, ha cambiato più assessori lei che Cellino presidente, che Cellino allenatori. Quindi non accettiamo lezioni di capacità, di serietà, di affidabilità da parte di chi comunque in questi anni ha amministrato la città come tutti possono tranquillamente vedere. Quindi però siccome voi siete così bravi ad saper amministrare, vi diamo volentieri il Carbonia, dato che noi siamo dimissionari, perché con le vostre grandi capacità saprete portarli nell'Olimpo del calcio, assolutamente. Questo è quanto dovevo ribadire, ma giusto perché ci siamo sentiti offesi, non siamo abituati noi a fare i comizi come purtroppo fate voi, apriamo la bocca raramente, non di certo giusto per fare aria. Quindi questo ci tenevo a ribadirlo, perché in questi 3 anni noi ci abbiamo messo soldi, tempo e passione, non di certo ci prendiamo i gettoni presenza, non di certo ci prendiamo indennità, ma fino adesso noi ci abbiamo messo esclusivamente soldi propri, tempo e passione.